Ciao a tutti, oggi la ricetta dei pomodori confit, ovvero cotti in forno. Gli ingredienti sono pomodori, io uso i piccadilli, olio extravergine di oliva, origano secco o fresco, erbe aromatiche fresche come maggiorana, rosmarino o salvia, zucchero di canna, sale. Vi servirà anche una teglia da forno rivestita con carta forno. Tagliare in due i pomodori. Se li volete più morbidi, tenete l'acqua di vegetazione e i semi. Se invece li volete un po' più secchi, togliete l'acqua di vegetazione e i semi. Ungere la teglia con un filo d'olio e disporvi i pomodori. I pomodori di entrambi i tipi, sia con sia senza acqua di vegetazione, vanno sempre disposti con la polpa verso l'alto. Condire i pomodori con il sale, lo zucchero, l'origano e le erbe aromatiche. Irrorare con un filo d'olio. Cuocere in forno a 150 gradi per almeno 2 ore o finché i pomodori non saranno appassiti, secondo il vostro gusto. Ed ecco il risultato. Potete vedere bene la differenza tra questi pomodori umidi e polposi e invece questi che sono molto più secchi.